Perché continua a essere chiusa la piscina comunale di Villa Seta? A chiederlo è il Codacons di Agrigento, che afferma come abbiamo raccolto centinaia di lamentele e di segnalazioni da parte di agrigentini, empedoclini, siculanesi, gente da tutto l'Interland agrigentino ci ha contattati per sapere notizie e conoscere come mai la piscina comunale di Agrigento è chiusa. Dopo l'incontro con l'associazione che la gestisce dal 2016 e grazie a un bando pubblico, possiamo dire con certezza, afferma il Codacons, che il comune di Agrigento, il sindaco Miccichè, il suo vice e anche assessore al patrimonio non hanno voluto trovare pochi spiccioli da anticipare per fare ripartire una piscina che è diventata necessaria e utile agli utenti di ogni genere, ma più che necessaria per utenti colpiti da grave disabilità, utenti che hanno problemi di deambulare, utenti che hanno bisogno di effettuare sedute di riabilitazione varia e complessa. Non riaprirla privandone l'uso a un'utenza provinciale non indifferente è una gravità inaudita e se questa va addebitata a un esborso di appena 60.000 euro, questo per il Codacons di Agrigento che nella sua nota stampa afferma essere il danno per l'acquisto di una nuova caldaia, che sarebbero rientrate nelle casse comunali in appena 20 mesi circa, quando la stessa piscina, gestita in precedenza con personale comunale, costava almeno 500.000 euro,